Con l'ultima circolare del Ministero della Salute si chiariscono le novità per quanto riguarda il Covid-19. L'isolamento dura almeno 5 giorni, ma per uscire non serve un tampone negativo. Basta non avere più sintomi da 2 giorni. Novità anche per i casi di stretto contatto con una persona positiva. 5 giorni di isolamento e poi, se i sintomi sono spariti da almeno 2 giorni, via libera senza tampone. La circolare del Ministero della Salute emanata conferma la novità sulla gestione della pandemia. Per far terminare l'isolamento non servirà più un tampone negativo. Le nuove norme sono contenute nel testo del decreto RAV che la Camera ha convertito in legge il 30 dicembre, poche ore prima che perdesse di validità. Le modifiche per quanto riguarda la risposta del Governo al Covid-19 sono state fatte durante il passaggio della legge in Senato. La circolare del Ministero della Salute serve a chiarire come funzioneranno ora le cose. Come si legge nel documento, in caso di persone risultate positive al Covid, che sono sempre state asintomatiche, l'isolamento finirà dopo 5 giorni dal primo test positivo, senza bisogno di fare un secondo tampone. In più, le persone asintomatiche dall'inizio l'isolamento può finire anche prima dei 5 giorni facendo un tampone che risulti negativo. Se una persona fa un tampone che risulta positivo oggi e non sviluppa mai i sintomi, già da domani può fare un secondo tampone e se questo è negativo l'isolamento finisce subito. Se si tratta di persone positive che hanno avuto dei sintomi, la durata minima dell'isolamento è comunque di 5 giorni, ma i sintomi devono essere spariti da almeno 2 giorni. Anche in questo caso, dopo la scomparsa dei sintomi, non sarà necessario avere un tampone negativo. Nel caso degli operatori sanitari non c'è una durata minima dell'isolamento, ma la persona deve essere asintomatica da almeno 2 giorni ed è obbligata a fare un tampone che risulti negativo. La circolare chiarisce inoltre che ci sono delle regole specifiche per quel che riguarda i cittadini arrivati dalla Cina. Se una persona risulta positiva entro 7 giorni dopo il suo arrivo dalla Cina, valgono regole più stringenti, isolamento di almeno 5 giorni e per uscire bisogna essere senza sintomi da almeno 2 giorni e fare un tampone negativo. In tutti i casi, per chi non ha fatto un tampone negativo, alla fine dell'isolamento è obbligatorio portare una mascherina FFP2 per alcuni giorni, fino al 10° giorno della data dal primo tampone positivo dalla comparsa dei sintomi. Si raccomanda anche a chi non ha fatto un tampone negativo per terminare l'isolamento di evitare persone ad alto rischio e ambienti affollati.